Oggi la giornata della memoria qui al Foderà, con un'iniziativa che coinvolge anche le altre scuole, il Quasimodo, l'Anna Frank, una giornata dedicata ad Anna dal tema Parole, diritti, futuro. Questa mattina abbiamo voluto celebrare come Istituto Comprensivo Anna Frank, insieme all'Istituto Comprensivo Pirandello di Porto Empedocle e all'Istituto Comprensivo Quasimodo di Agrigento, il giorno della memoria, facendo in modo che i ragazzi, una manifestazione soltanto per i ragazzi, possano riflettere e condividere insieme quello che stanno imparando, stanno apprendendo non solo sul passato, sugli eventi che tragicamente hanno insanguinato la nostra storia durante la Seconda Guerra Mondiale, ma anche per capire e riflettere come si possa fare per evitare questi errori e per costruire valori di pace, di condivisione, di solidarietà che possano aiutarci a vivere meglio in Agrigento, in Sicilia, in Italia, in Europa e nel resto del mondo. La testimonianza era proprio questa, cioè fare capire ai ragazzi in questi giorni che non è possibile dimenticare quanto è successo in quegli anni di orrore, anche perché, come dicevo appunto nello scritto, lo stare qua è grazie al sacrificio di tutti questi che ci hanno offerto questo futuro. Ora capiamo benissimo in questi giorni cosa succede, antisemitismi, xenofobie eccetera eccetera, e quindi è quanto mai importante questa manifestazione o come queste altre manifestazioni in giro per la provincia, per cercare di ricordare quello che è stato e che non dovrebbe più succedere. Ecco, diciamo che mio papà fondamentalmente voleva trasmettere questo messaggio ai propri figli o ai propri nipoti, proprio perché quello che ha vissuto lui non debba più succedere negli anni futuri. No, è ritornato dal campo di concentramento ed è appunto il ritorno che ci ha permesso di capire quando succedeva là, però lui non raccontava mai delle storie di disumanità inteso come una sofferenza. Oramai era un suo vissuto tranquillo e proprio forte di questo proprio vissuto ci trasmetteva a noi un senso di sicurezza e di credere sempre nelle proprie doti. Questa è la prima iniziativa di una giornata ricca di impegni, perché la comunità agrigentina non dimentica. Sono stato particolarmente contento di vedere adesso in apertura della manifestazione qui all'Istituto Foderà l'impegno che hanno messo i ragazzi delle scuole e come sentono molto vivo il richiamo e la volontà di non dimenticare. Lo hanno reso evidente con i loro lavori e soprattutto con la testimonianza veramente sentita della partecipazione agli eventi che quest'oggi celebreremo. Quindi complimenti ai ragazzi, complimenti ai loro insegnanti, sono sicuro che sarà una bellissima giornata per tutti.